A Trento arriva il Genoa, all'andata il risultato è stato pesantemente a favore delle rossoblù ed sembrava una partita sulla carta alla pari, poi così non è stato e il Genoa ha dimostrato anche un altro valore forse, andando a fare molti punti. Adesso però arriva che è tranquillo, può essere un aiuto per il Trento. Bah, tutte le partite devono essere giocate, noi ce la metteremo tutta, all'andata probabilmente abbiamo sottovalutato un po' l'avversario vista l'inesperienza nostra, ma durante la settimana ci siamo allenate bene, tutte bene, sono contenta, sono felice di come è andato questo periodo e speriamo bene, insomma. Adesso sono importanti le partite che arrivano, sono sempre meno, quindi davvero iniziano a diventare tutte fondamentali? Sono tutte fondamentali, ma come lo sono sempre state dall'inizio, solo che non abbiamo raccolto punti che potevamo raccogliere. Le ragazze sono consapevoli, giochiamo tranquillamente come stiamo dicendo da un po' di tempo a questa parte, senza la pressione, poi sarà il risultato finale a dirci, a darci ragione o meno, insomma. Sono partite quelle in arrivo in cui è possibile e oggettivamente dire si può far punti? Sì, come tutte, nel senso che noi ce la siamo giocata con tutte. All'andata abbiamo visto anche contro la Lazio cosa è successo, poi è ripartito il campionato al ritorno e a parte alcune partite dove abbiamo veramente sofferto, altre erano comunque giocate alla pari, nessuno ci ha sovrastato così tanto, quindi le ragazze devono sapere questo, essere consapevoli di questo e giocare a viso aperto con tutte le squadre. Le ragazze ci sono tutte per domenica? Ci sono tutte, come spesso mi succede, devo lasciarne qualcuna in tribuna, purtroppo. Mi spiace perché, ti ripeto, tutte hanno fatto bene questa settimana, da 10 giorni a questa parte. Quindi c'è ottimismo anche? C'è Si può ottimismo. dire? Bah, sì, nel senso che io non mi nascondo, le ragazze hanno fatto bene e speriamo di proseguire questo percorso in crescita.